Pane, burro e alici, secondo noi, partiamo dalle alici. Non saranno quelle classiche salate, ma le faremo salate noi. Le andremo a marinare, scapuzziamo, togliamo la lisca centrale, l'importanza che sia veramente fresca, perché hanno un'ossidazione molto rapida del loro grasso. Acqua freddissima, sale, 100 grammi per litro d'acqua. Sciogliamo il sale e mettiamo le alici. Hanno bisogno di 2 minuti di acqua e sale. Tiriamo su le alici. Questa è una tecnica che serve per irrobustire la polpa delle alici, non necessariamente per renderle salate. Togliamo la spinetta centrale e li mettiamo qua ad asciugare. Vanno pulite le alici, vanno tolte tutte le spine perché sennò ci mangiamo le spine. Mettiamo qualche pezzettone di prezzemolo, un paio di striscette così di zest di limone, gli diamo un giro, un paio di pezzettini d'aglio. Colature di alici, mettetele pronte al fresco, io uso la planetaria, mettiamo il burro. Una cosa importante è che se lo dovete fare montare aggiungete una piccola percentuale di acqua, intorno al 5%, risulterà più soffice, deve diventare bianco, significa che è spumoso, non sopra i 18-20 gradi, perché il burro magicamente monta, ma magicamente se ne scende. Burro montato deve essere così, però io vi dico quello che ho messo in questo burro: piccola percentuale di sale, stiamo intorno al 2%, succo di limone e un po' di limone nero. Voi potete mettere semplicemente un po' di buccia di limone. Il pane che sia buono, noi lo facciamo in casa, vi faccio vedere com'è dentro, ma è verde. E come mai? Questo è come le alghe, è con le alghe. Questo è fatto con l'idea della zeppola napoletana. Alga nori non va bene solo per il sushi, ci facciamo altro. Mettiamo qui, scalda la padella, un'altra sopra, fino a quando non la facciamo dorare. Sembra l'odore del pesce grigliato. Tostiamo. Belle scrocchiarelle dentro e fuori. Le alici, mettiamo all'ultimo una leggera macinata di pepe, diamo una condita, così. Le alici marinate al sale con la colatura di alici, e il burro piano piano si fonde e permea anche il bruschettone. Un'altra grattatina di limone o di alga nori e abbiamo riportato al mare. Ora ci tocca mangiarcela e poi ci vediamo nel prossimo video.